Ok, saluti a totus e a totas e benvenuti al podcast Des Indipendente. Oggi siamo in compagnia di Omar Onnis e Maurizio Onnis. Maurizio Onnis, sindaco di Villanova Forro, attivista di vecchia data nella lotta alla speculazione energetica, ha appena pubblicato il libro Il candidato edito da Catartica. Anche Omar Onnis ha appena pubblicato un libro, diciamo che sono usciti più o meno nello stesso periodo, L'estate dei segreti. Poi ci racconterà Omar più nel dettaglio. Allora, io inizierei con una domanda a Maurizio. Sei nel mondo dei comitati da parecchio tempo, come mai hai scelto di affrontare l'argomento con un romanzo? Beh, io ho scelto di affrontare l'argomento con un romanzo perché il mio mestiere è scrivere libri. La mia versione pubblica in Sardegna è quella di sindaco, ma in realtà il mio core business, come direbbero gli anglosassoni, è scrivere libri nel mondo editoriale. Io mi occupo di editoria e pubblico da molto tempo e quindi scrivere un romanzo era la cosa più naturale da fare, è la cosa più naturale da fare. Ok, Omar, anche tu hai scelto la forma del romanzo anche per il tuo libro, per lo stesso motivo. Tu in genere ti occupi più di saggistica. Sì, è vero. In effetti l'unica opera di fiction che non ho salutato, buonasera a tutti e a tutte, chiaramente, diamolo per sottinteso. L'unica opera di fiction che avessi pubblicato è il romanzo La vincita, qualche anno fa, sono già passati 7 anni in effetti. Però in questo caso, intanto c'era una promessa fatta ai miei figli che era basata su un episodio, insomma, nella nostra vita, cioè il fatto che durante un viaggio che avevamo fatto assieme quando loro erano piccoli, avevo iniziato a raccontare loro una storia che stavo inventando lì per lì, insomma. E all'interno di questa storia ci avevo messo, sì, un po' di elementi fantastici, chiaramente i protagonisti erano dei ragazzini, per poter far immedesimare anche loro i destinatari della storia. E però non so perché mi era venuta l'ispirazione di infilarci dentro anche un po' di attualità. Doveva essere anche un racconto edificante con, insomma, una morale, eccetera. Sto parlando degli anni prima del Covid, molto prima del Covid, quindi son passati un bel po' di anni. E però già la questione della speculazione energetica era sul tappeto, perché adesso sembra che sia venuta fuori negli ultimi 2 anni, ma, io so perché c'ero, che fin dal 2008, 2009, quegli anni lì, la questione era emersa con una certa prepotenza, se ne discuteva parecchio, e soprattutto nell'ambito indipendentista era diventato insomma, un argomento di lotta politica. Quindi non è che fosse esattamente una cosa inventata là per là. L'avevo infilata dentro questa storia che poi era stata lasciata in sospeso. I miei figli si aspettavano che prima o poi l'avrei finita. Ad un certo punto mi chiesero proprio di compierla, di chiuderla e possibilmente di scriverla. Insomma, varie vicissitudini finché ad un certo punto, alcuni mesi fa, non ho deciso di chiudere questo lavoro. Non mi piace lasciare cose incompiute, insomma. Quindi l'ho proposta all'editore Catartica, anche nel mio caso, e lì chiaramente lì c'è stato tutto un lavoro redazionale, da quella bozza e da quella prima stesura, grazie al lavoro soprattutto dell'editor Giuseppe Brundu, siamo riusciti a estrarre un testo compiuto, un vero e proprio romanzo, e quindi è stato pubblicato. È stata una coincidenza abbastanza, particolare il fatto che sia uscito il mio libro e nel frattempo Maurizio stesse scrivendo il suo. Tra l'altro io ho avuto l'opportunità di leggere la prima stesura praticamente, ehm e mi ha colpito subito questa cosa perché, Maurizio non sapeva che io stavo uscendo con un romanzo che aveva come tema la speculazione energetica, e io non avevo idea che lui stesse scrivendo il suo. Quindi c'è stata questa coincidenza, e poi i libri poi sono usciti, tra l'altro uno sostanzialmente uno appresso all'altro.
È una concomitanza abbastanza significativa secondo me. Ehm, Però dai, magari ne parliamo perché secondo me c'è da ragionarci su. Ottimo. Maurizio, prendo un pezzo che è estratto dal tuo libro, un breve che mi ha colpito. Allora, perché noi di Indipendente abbiamo spinto molto sulla questione speculazione energetica, però con il punto di vista più dell'osservazione, cosa stava succedendo nei piani, cioè nella popolazione proprio. Non abbiamo dato tanto rilievo alla speculazione in sé, con assalto, con parole, diciamo, un po' ansiogene, piuttosto ci siamo concentrati sull'aspetto positivo, quindi cosa stava succedendo nella società sarda. Il pezzo del tuo libro è Capisco perché i comitati si affannano tanto alla questione dell'energia. È il loro modo di rimanere attaccati alla vita, alla terra, al futuro. Come si può stare in piedi se non si riesce a dare un senso alle cose? Cioè, Maurizio, secondo te cosa è successo in questi ultimi 2 anni che ha fatto esplodere nella società sarda questa ribellione? Beh, Ivan, io sono in Sardegna dal 2013, dopo quasi 30 anni passati in continente e ho scelto la campagna tornando in Sardegna e la prima cosa accaduta dopo che sono tornato in Sardegna, io sono tornato in estate, in autunno hanno piantato delle pale da mini eolico sulle colline tra Villanova Forlù, Sardara e San Luri, ne hanno messe 13 e si dice che sono pale da mini eolico, ma le pale da mini eolico alla punta del rotore sono alte 48 metri, quindi non sono esattamente degli stuzzicadenti. Noi all'epoca, sto parlando quindi dell'inizio del 14, quindi 11 anni fa, creammo un comitato per occuparci di questa cosa. E quindi l'ambientalismo è vivo in Sardegna, la lotta alla speculazione energetica è viva in Sardegna da molti anni. Quello che è successo negli ultimi 2 anni è che sulla scorta delle direttive europee, sulla scorta del decreto Draghi del novembre 21, l'attacco da parte delle aziende specializzate, quindi delle aziende che giocano nel mercato elettrico, che lavorano nel mercato elettrico, si è così tanto allargato, è stato così massiccio e così generalizzato che neanche la società più addormentata avrebbe potuto fare finta di niente e questo è successo. I progetti all'attenzione di Terna con richiesta di connessione sono centinaia, centinaia e centinaia. I progetti attualmente al Ministero dell'Ambiente per la valutazione di impatto ambientale sono circa 300 e porterebbero, se approvati, all'installazione di una tale estensione di pannelli fotovoltaici, di un tale numero di pale eoliche così impattanti su tutto il territorio, perché nessuna area della Sardegna rimarrebbe indenne, che, ripeto, nemmeno la società più addormentata poteva far passare questa roba sotto silenzio, e quel che è successo è che molti si sono ribellati. Naturalmente, cosa potevano fare? Non ci si può far passare sopra la testa tutto quanto. Molti si sono ribellati e finalmente la massa di quelli che non accettano il sopruso è cresciuta, purtroppo devo dire non abbastanza da portare la politica istituzionale su un binario diverso da quello solito, ma certamente abbastanza da impattare sull'opinione pubblica generale dell'isola. Ed è quello che è successo negli ultimi 2 anni. Io, per provare a razionalizzare tutta questa roba, perché dovevo io stesso, prima di tutto, cercare di capire cosa stava succedendo, mi sono messo a raccontare una storia. La storia, tra l'altro, adesso lo dico per chi ci ascolta, molto leggibile, molto gradevole, scorrevolissima. Ehm, per alcuni aspetti, come tecnica, mi ha ricordato il figlio di Bakunin di Sejazzeni con le interviste alle persone, quindi passa da diciamo che non c'è il tempo di annoiarsi neanche per un secondo. Omar, una domanda, la faccio a te questa. Perché secondo te in Puglia, in Sicilia, che stanno subendo lo stesso attacco, non si sono ribellati come in Sardegna? È una bella domanda.
Allora, io posso rispondere alla luce, di quello che conosco della nostra storia. Chiaramente conosco molto meno la storia contemporanea siciliana e pugliese. È una storia molto diversa, sia ben chiaro. A volte noi sentiamo catalogare la Sardegna come meridione italiano, ma in realtà è una forzatura abbastanza arbitraria e poco giustificata. La Sardegna ha una sua vicenda storica lunga, complessa, stratificata, che la differenzia moltissimo dal meridione italiano. Poi che noi siamo parte di un sud più generale, su quello possiamo anche essere d'accordo, ma non del meridione italiano. Per quanto riguarda la Sardegna, in realtà non è affatto un unicum in questo momento. Negli ultimi 200 anni, lasciamo stare il periodo della rivoluzione sarda, che è stato un vertice, un momento particolarmente intenso, ma anche nei 2 secoli successivi, in realtà periodicamente la Sardegna è stata attraversata da ribellioni, da movimenti popolari, anche di massa, anche di massa. Rare volte sono stati politicizzati e sono arrivati a incidere, sulla politica. Rarissime volte si è creata una connessione tra un ceto, diciamo, di intellettuali, una leadership, diciamo, anche teorica, e anche forme organizzative, capaci di traghettare queste mobilitazioni verso un successo politico. Però che ci siano state è un dato storico. Non sono studiate, non sono studiate abbastanza, sono annoverate come fatti di cronaca, come sollevazioni spontanee senza un disegno politico, liquidate molto frettolosamente. Se poi però andiamo a vedere i documenti, le cronache e le fonti, viene fuori che si trattava di cose enormi. Ora, che stia succedendo adesso, come diceva Maurizio, è frutto delle circostanze, cioè si è arrivati a un tale parossismo di aggressione sul nostro territorio che quasi inevitabilmente le comunità si sono mobilitate perché hanno cominciato a farsi delle domande. E quando alle domande la politica non sa rispondere o risponde malamente, è ovvio che poi le persone si parlano tra di loro e cercano dei modi per reagire. Siamo ancora in una fase interlocutoria, bisogna vedere dove porterà questa situazione, che secondo me non è per niente conclusa. Tra l'altro siamo in prossimità di sviluppi politici non ben definiti, perché c'è la questione anche della decadenza della presidente Todde, che porterebbe la legislatura a una chiusura anticipata, con tutta una serie di situazioni da capire, da affrontare, quindi vedremo. Però è sempre un buon sintomo il fatto che i cittadini, la cittadinanza si mobiliti e affronti i problemi collettivamente. E aggiungo una cosa: questa mobilitazione è una mobilitazione informata, consapevole, su tante cose, sta avendo ragione, cioè il tempo sta dando ragione alle ragioni di questa mobilitazione. Abbiamo visto nei giorni scorsi le dichiarazioni di Pichetto Frattini, il ministro, secondo cui, non verrà dismessa nessuna centrale a combustibile fossile, che in realtà era uno dei motivi più forti per giustificare, questa espansione della produzione di fonti rinnovabili in Sardegna. Quindi, ed era una cosa che i comitati hanno segnalato da tempo. Quindi, alla luce di quello che sta succedendo in Sardegna, è difficile valutare quello che non sta succedendo altrove. Lì va valutata anche la storia dei luoghi, quanto sia familiare alle popolazioni della Puglia e della Sicilia, mobilitarsi in circostanze del genere. Quante volte è capitato, per quali motivi, in che termini, non lo so. In Sicilia ci son stati momenti di partecipazione popolare, ci son stati grandi momenti anche, come l'inizio del 1848 o nell'epoca napoleonica in cui, ci sono stati dei momenti di mobilitazione generale, di richiesta di riforme, eccetera, eccetera. Ehm, Però non saprei dirti un motivo specifico per cui lì
non si sta verificando lo stesso fenomeno che si sta verificando in Sardegna. Io sono contento che si stia verificando in Sardegna, dico la verità, altrove non lo so, hanno altri modi per reagire probabilmente. O forse, e qui chiudo, è anche possibile che magari stiano succedendo delle cose analoghe, ma non lo sappiamo, perché sappiamo che l'informazione su queste cose a volte è lacunosa, è orientata, insomma, quindi potrebbe esserci anche questo aspetto qui, non lo escluderei. Persone del comitato, per esempio, di Salargius, che sono andate a Termini Imerese, dove c'è lo sbocco dei Tyrrhenian Link, dall'altra parte dicono che lì non c'è nulla, non c'è protesta, sono abbastanza remissivi. In Puglia stanno estirpando ulivi, vabbè, gli ulivi li rimpiantano, però diciamo che stanno modificando completamente il paesaggio. Quindi qua è successo, io non so perché, me lo sto chiedendo dall'inizio della transizione, di questa ribellione. Come mai proprio in Sardegna? Probabilmente è il mondo indipendentista che ha preparato diciamo, un substrato di malcontento, poi si è unito ai vari comitati, alle varie rivendicazioni e quindi poi alla fine hanno creato qualcosa di unico che c'è in Sardegna. Per esempio, i movimenti indipendentisti non ci sono negli altri, o sono un po' più deboli, l'idea è sentita un po' più in maniera non così forte nella popolazione. Poi lasciamo perdere le elezioni. Ehm, ok, io faccio un'altra domanda a Maurizio. Nel libro c'è tutta la Sardegna, metti a nudo i vizi un po' non solo della politica, perché c'è il candidato, adesso non sveliamo nulla, però c'è il candidato, ma poi tutte le interviste vengono fuori vizi un po' di tutti, sindacati, giornalisti, affaristi vari, anche agricoltori che a un certo punto decidono di vendere. Insomma, hanno tutti, hai visto, hai affrontato un po', hai punzecchiato un po' tutti quanti. Qualche personaggio credo anche di averlo riconosciuto, soprattutto nel mondo dei comitati. Forse, secondo me, correggimi se sbaglio, ti sei ispirato a qualche persona dei comitati o anche di associazioni ambientaliste. Leggo quest'altro pezzo del tuo libro in cui parli della politica, dei politici, in cui dici perché sono incompetenti, non studiano, non tengono testa ai tecnici nei loro comuni o in regione. Ma se non studi, se non sai di cosa parli, le cose non funzionano e non puoi partorire nemmeno idee decenti, progetti ambiziosi. Parti mediocre e resti mediocre. Vuoi che commenti queste righe? Sì. Mm. È veramente una cosa bizzarra, o dovrei dire che è il potere della narrativa. Non so, le cose che hai letto le abbiamo sotto gli occhi tutti e le potrebbero testimoniare tutti quanti. Non capisco perché poi uno le mette in pagina, le butta dentro un romanzo e tutti rimangono colpiti come se avessero scoperto, come se il romanzo facesse stato. Non sei il primo che mi dice una cosa del genere. Io, a parte, tranne una parte di fiction che è chiaramente riconoscibile, tutto ciò che riguarda le vicende, chiamiamole così, giudiziarie del protagonista e le vicende italiane, continentali, il resto è tutto vero, non mi sono praticamente inventato nulla, i personaggi potrebbero tutti riconoscersi, io ho semplicemente cambiato i nomi dei luoghi per evitare eventuali querele, ma tutte le cose che racconto al 99% sono vere, anche gli episodi meno felici, per non dire più brutti, della politica, sono tutte cose che ho visto con i miei occhi e sentito con le mie orecchie, e ce ne sono dentro diversi. Quelle pagine sono lo specchio della Sardegna in cui viviamo, sia nelle cose brutte che nelle cose buone, perché ci sono anche dentro tante cose buone. Alla fine io detesto le dediche, ma chiedendomi l'editore di dedicare il libro a qualcuno, l'ho dovuto dedicare ai comitati, perché alla fine io ci sono dentro da 12 anni, 11 anni abbondanti, e veramente siamo stati soli, e siamo stati i soli
per tantissimo tempo a fare questa roba qua. Poi dentro i comitati c'è gente di tutti i tipi, anche i comitati sono composti da sardi e quindi anche i comitati sono lo specchio della società sarda. I comitati si dividono, i comitati magari litigano, non sempre seguono una strategia unitaria, ma io non dimentico mai che l'obiettivo che abbiamo è unico ed è uguale per tutti: tirare fuori la Sardegna dalle condizioni in cui si trova. Questo è anche il motivo per cui alla fine nessuno mi sentirà mai dire qualche cosa o mi vedrà mai scrivere qualche cosa di poco decente sui comitati e su chi sta conducendo questa lotta in Sardegna. Ok, grazie Maurizio. Omar, vuoi dire qualcosa a proposito? Sì, perché mi colpisce un po' questo aspetto della faccenda. Scrivere di narrativa su temi di attualità che hanno poi delle implicazioni sociali, politiche, anche piuttosto profonde, potrebbe essere quasi una cosa banale, ma invece non lo è in Sardegna. Nel senso che noi abbiamo una produzione letteraria piuttosto consistente in Sardegna in epoca contemporanea, soprattutto dalla fine dell'Ottocento in poi. Ha preso piede anche la forma romanzo, che ha affiancato la poesia, soprattutto popolare, fino ormai a diventare la forma letteraria più diffusa e più considerata. Però non dimentichiamo che per tanto tempo la letteratura sarda è stata soprattutto poesia e poesia popolare, che ha alimentato la cultura dei nostri luoghi, delle nostre comunità, che è stata il veicolo di conoscenza, di relazioni umane, di arricchimento. Abbiamo un patrimonio poetico mostruosamente grande, profondo e ricco in Sardegna, che è andato di pari passo con le mobilitazioni popolari spesso. Attenzione, sono due aspetti da collegare. Oggi chiaramente la forma letteraria principale è il romanzo, anche in Sardegna ha preso piede questa forma letteraria, non da oggi, si parla spesso della Nouvelle Vague sarda, riferendosi agli ultimi 30-35 anni, ma in realtà se noi pensiamo a una Grazia Deledda, a un Salvatore Satta, a un Giuseppe Dessì, Salvatore Cambosu, insomma, voglio dire, qualche autore è venuto fuori anche in epoche precedenti e non di poco conto. Però la letteratura sarda e soprattutto anche quella attuale ha sempre avuto difficoltà a sganciarsi da una certa lettura stereotipata della Sardegna, a battere anche i cliché, a buttare uno sguardo un po' più libero sulle nostre cose, soprattutto sull'attualità, e mi sembra che abbia sempre avuto molta paura di schierarsi politicamente. E invece questi sono temi sensibili che toccano la vita delle persone, e avere una letteratura forte che dà anche voce al disagio, ai problemi, alle questioni aperte, sarebbe importantissimo. Ora, i due libri di cui stiamo parlando non cambieranno le cose, è ovvio, però il fatto che siano usciti insieme, pur avendo un'origine così diversa, un linguaggio diverso, uno stile diverso e anche in gran parte un destinatario diverso, e però trattino un tema così particolare, così sentito, così attuale, così forte, evidentemente non è una coincidenza così, senza un collegamento con la realtà. Mi viene da domandarmi perché questa cosa non sia successa più spesso e in modo più forte. Questa è una domanda che mi piacerebbe fare al mondo culturale sardo. Noi siamo pieni di autori, di autrici, anche di ottimo livello, siamo pieni di festival letterari, abbiamo diverse case editrici, programmi radio, televisivi, podcast e quant'altro che si occupano di cultura, di letteratura, eccetera. E però mi sembra che questi temi siano un po' tabù. E invece io penso che l l questo lo diceva sempre anche Michela Murgia,
l'atto di scrivere è comunque un atto politico, perché tu ti stai rivolgendo al pubblico, alla polis, che ti piaccia o non ti piaccia, tu stai intervenendo in uno spazio dove la politica c'è, agisce, e tu in qualche modo stai interagendo anche con le questioni politiche. Non farsene carico da parte della letteratura sarda, o farsene carico in modi un po' obliqui, a volte un po' ambigui, un po' timorosi, boh, non è una cosa, cioè, mi dà da pensare che a noi, è una cosa su cui sto riflettendo da tanto tempo, a noi sia mancata moltissimo una forza sociale, un ceto intellettuale che avesse una voce autonoma dalla politica, che facesse da contraltare, fosse una controparte molto forte e che desse voce al popolo. Mentre mi sembra che l'ambito culturale sardo abbia sempre teso invece a integrarsi nell'ambito culturale italiano e a distanziarsi dalla propria realtà, cioè a voler dimostrare di essere qualcosa d'altro rispetto al proprio territorio, alle proprie comunità. Questa cosa secondo me è un problema. Ecco, questi 2 romanzi non sono la risposta definitiva al problema, però magari sono, l'indicazione che qualcosa di diverso si può fare. Grazie Non so Omar. se Maurizio sei d'accordo, Infatti, mi hai anticipato la domanda in realtà. La mia domanda era come mai il mondo dell'autodeterminazione, però per l'altro mondo, diciamo che il mondo non dell'autodeterminazione, si scrive libri, romanzi, come hai detto tu, molto stereotipati. Però il mondo dell'autodeterminazione, con cui fare analisi, proprio analisi manca secondo me, cioè nel senso, sono come, forse Filosofia dell'Ogu fa qualcosa, anzi Filosofia dell'Ogu fa qualcosa del genere, però in generale mancano, come i libri sono come delle pietre miliari che ti analizzano e sono dei punti di passaggio, bloccano quei punti di passaggio e analizzi la realtà e poi puoi procedere, riparti. Se manca questo aspetto, diciamo che manca un pezzo forte nella società. Poi se guardiamo i giornali, allora non ne parliamo, vediamo che sono totalmente asserviti diciamo, agli interessi italiani, sono italianizzati completamente, quindi servono i loro interessi. Maurizio, su questo cosa ne pensi? Ehm, ripeto che io me ne sono andato dalla Sardegna quando avevo 22 anni, quindi, e sono qui dal 2013, e nei quasi 30 anni che sono stato fuori dalla Sardegna io ho mantenuto legami molto deboli con l'isola e non ho mai avuto particolari legami con il suo ambiente culturale, per non parlare della politica, che proprio non l'ho vista neanche da lontano. A me verrebbe da dire che non ci saranno romanzi che trattano della Sardegna contemporanea in quest'ottica fino a quando non ci saranno romanzieri che vedono la Sardegna in quest'ottica. Non è che manchino i romanzieri sardi, il mercato editoriale italiano è, potrei dire, quasi invaso da autori sardi più o meno noti che pubblicano per molte case editrici anche importanti, ma che svicolano, perché quando parlano della Sardegna lo fanno attraverso il romanzo di genere e comunque senza affrontare di petto certe tematiche, sì, senza affrontarle di petto. O ancora peggio, parlano della Sardegna ancora in tono folclorico, esotizzante, melodrammatico, eccetera, eccetera, eccetera. Ho fatto lo errore, non so se si può chiamare, non so se si può parlare di errore. Io alla fine, essendo cresciuto dal punto di vista editoriale e professionale fuori dalla Sardegna, neanch'io ho mai percorso questa strada, anche se negli anni passati, devo dirlo, ho scritto più di una cosa sulla Sardegna che non ha mai trovato la via della pubblicazione. Adesso questo è stato proprio un tentativo convinto, era arrivato, per me era proprio una necessità parlare di questa roba e cercare un editore che ho anche trovato, grazie al cielo. Non so se altrimenti avrei proceduto all'autopubblicazione. Comunque ringrazio Catartica per aver deciso di pubblicare il libro in un mercato
con molti lettori in percentuale sulla popolazione, ma economicamente ristretto, quello editoriale sardo. Quindi non si può pensare a grandi tirature o a grandi vendite. Ciò cui si può pensare è che un libro del genere, o come anche il libro di Omar, o altri libri di questo tipo venissero, funzionino da strumenti per la discussione, che è il motivo per cui l'ho scritto e che ho dichiarato fin dal principio. Mi frega molto relativamente delle vendite di questo libro, mi interessa che il libro giri perché è un argomento di cui si deve parlare. Ok, grazie Maurizio. Allora siamo quasi arrivati alla fine. Un'ultima domanda, vediamo se è la domanda più difficile. A che punto è la battaglia dei comitati o della Sardegna e se vedete vie di uscita? Inizi tu, Omar. Va bene. Ma in questo caso io probabilmente ne so molto meno di Maurizio, nel senso che io non sono dentro i comitati, sono un osservatore interessato, ma diciamo esterno. Si fa per dire esterno, visto che comunque la questione riguarda tutti. Ma secondo me siamo dentro una fase storica complicata in generale, una fase di transizione storica, ma io sto parlando a livello globale. E la Sardegna c'è dentro con tutti e due i piedi perché, al contrario di quello che continuiamo a raccontarci, non siamo per niente isolati, non siamo per niente separati da niente. L'unica L'unico problema è che spesso le cose ci succedono e noi le riceviamo passivamente. Ecco, magari si può parlare più di passività che di isolamento. E la passività dipende soprattutto dalla nostra classe dirigente, che negli ultimi 2 secoli è stata tendenzialmente una classe politica che ha fatto da intermediaria, tra interessi, centri di potere tendenzialmente esterni e il territorio della Sardegna, ricavandone vantaggi per sé chiaramente. Quindi la passività è più un fatto politico e a questa passività concorre sicuramente anche una certa passività e una certa reticenza del mondo culturale, ripeto, come diceva anche Maurizio poco fa. Io penso che questa sia una fase un po' interlocutoria e che, stiamo un po' aspettando ulteriori sviluppi che potranno dirci se la mobilitazione sarà rilanciata, se si trasformerà e in che termini si trasformerà. Peraltro non è neanche escluso che, si colleghi ad altri temi e ad altri problemi, perché non dimentichiamo che non c'è solo l'aggressione speculativa in campo energetico. Noi abbiamo un enorme problema di servitù militari mai risolto, abbiamo un enorme problema di trasporti, il mondo della scuola è disastrato. Non parliamo neanche della sanità, perché lì ci sarebbe da aprire un capitolo a parte. Un problema di spopolamento drammatico e patologico, tutta una serie di questioni che ci trasciniamo appresso da generazioni, neanche da anni. E quindi ci può essere anche un momento in cui tutte queste questioni aperte si saldino e la mobilitazione popolare a quel punto diventi una mobilitazione politica più generale e vedremo che sbocchi potrà avere. Per adesso il sistema politico sardo è bloccato, lo sappiamo benissimo, l'accesso alle istituzioni è limitatissimo, sia per i meccanismi clientelari del consenso, sia per la legge elettorale vigente in regione, per tutta una serie di questioni. Però abbiamo visto che questa mobilitazione è stata in grado di veramente sollecitare la partecipazione attiva di un sacco di gente che magari fa parte di quella metà dell'elettorato che non va neanche a votare. E questo è un fatto molto positivo, secondo me. Vedremo. Io sono, da un lato, visto il mio approccio, come dire, un po' da storico, sono molto curioso. Da un altro sono partecipe, perché mi interesso di politica da sempre, quindi comunque sono questioni che mi interessano. Non posso dire né di essere ottimista né di essere pessimista, perché faccio mia la famosa massima gramsciana che forse bisogna sempre essere un po' pessimisti con la ragione, ma ottimisti con la volontà, e quindi vediamo. Io sono però contento, che una popolazione anziana, stanca, debilitata come quella sarda di oggi sia ancora in grado
di produrre un attivismo, uno studio, un'attenzione e anche una connessione difficile sicuramente, però così forte, a dispetto anche dello stereotipo sulla nostra divisioni, sulla nostra incapacità di fare le cose assieme. Quindi io la valuto in questi termini, ecco. Grazie Omar. Maurizio, cosa ne pensi di questa fase storica della lotta dei comitati? Io penso che i comitati hanno prodotto uno sforzo gigantesco l'anno scorso, perché 211.000 firme raccolte per la Pratobello equivalgono a un disegno di legge popolare che in Italia fosse sostenuto da 8 milioni di persone, che abbiamo fatto abbiamo fatto una cosa poi comunque bizzarra o che dice tutto su come vanno le cose in Sardegna, perché raccolte quelle firme, le firme sono state consegnate ai capoccioni della politica sarda, e tutta questa cosa qua è completamente insensata, perché i comitati hanno fatto un lavoro da comitati e va bene, questo era il loro ruolo, però mettendo poi i risultati di tutto questo enorme lavoro nelle mani di gente che aveva già detto che di questo risultato se ne sbatteva. Questa cosa qua è assurda ed è e dice molto concretamente cos'è che non riusciamo a fare. Non riusciamo, ne stava parlando anche Omar, a trasformarci in una proposta politica decente, non i comitati in sé, dico. Tutta la voglia che i sardi possono manifestare anche fuori dai comitati di avere più autodeterminazione, di scegliersi le cose che li riguardano e decidere sul proprio destino, poi in realtà non si tramuta in una proposta politica, non si tramuta in una proposta politica che raccolga tutto quello che serve per arrivare a governare la Sardegna. Poi che cosa è successo? Consegnate le firme, c'è stata, dopo la moratoria, la legge sulle aree idonee, la palla è passata decisamente alla politica istituzionale sarda e italiana. Adesso è di nuovo tutto in gioco, perché come saprete il TAR del Lazio ha mandato a Ramengo il decreto di Pichetto Fratin, quindi il circo ricomincia da capo, il governo deve rifare il suo decreto, le regioni dovranno fare o rifare le loro leggi sulle aree idonee. In realtà l'emergenza sul territorio è piena, non è mai finita, non c'è mai stata pausa, perché il Ministero dell'Ambiente alacremente lavora, troppo lentamente secondo ciò che dicono le aziende, ma comunque alla velocità che può, e quindi a boccia e a prova, boccia e a prova, boccia e a prova, e i progetti finiscono per arrivare sul territorio e materializzarsi. E questa cosa va avanti, e se nessuno li ferma, questa cosa andrà avanti fino a quando avremo un sacco di fotovoltaico e un sacco di eolico sul territorio. Praticamente torniamo all'aspetto principale, o si trasforma, prende forma politica, poi che vada oltre i comitati. Ovviamente non possono essere i comitati, altrimenti rischia di rimanere una ribellione a metà. Ricordiamo che poi nel 2024, proprio da luglio in poi, c'è stata una successione di eventi, proprio di ribellioni. Per esempio a Salargius è partito il presidio che è durato 4 mesi, quindi 4 mesi con persone che ci vivevano proprio. A luglio è iniziato, oltre alla raccolta delle firme della Pratobello, è iniziato anche il presidio di Oristano, quindi hanno iniziato a bloccare quindi è stato un luglio-agosto, secondo me quei 2 mesi sono stati, non dico rivoluzionari, ma hanno veramente creato una cosa che io non ho memoria di una cosa simile. E poi a novembre, quando c'è stato lo sgombero, è iniziato in concomitanza proprio con la discussione della legge 20, e hanno sgomberato il presidio, e poi c'è stata la Pratobello lì è naufragata, quindi praticamente hanno chiuso quasi nello stesso momento il presidio e hanno fatto naufragare la Pratobello. Poi a dicembre c'è stato l'ultimo atto
hanno cercato di espropriare Salarges e lì c'è stata una resistenza di 3 giorni con le barricate, tra l'altro, no, per non far entrare la polizia, una roba che non avevo mai visto, per disturbare. Qualcuno è stato convinto a non firmare per l'esproprio, proprio a furor di popolo. E quindi sta baracca, per esempio, del Subadro ancora resiste, quel terreno non è stato ancora espropriato, proprio perché quel terreno proprio è stato, i titolari sono stati convinti a non cedere. E adesso siamo in un periodo di stanca, obiettivamente, adesso vediamo un po' come riparte, diciamo che ovviamente non si può tenere quella tensione così, di quei livelli che sono stati veramente livelli altissimi, però adesso si sta in qualche modo ripartendo con l'aspetto giudiziario, quindi i due comitati hanno iniziato a fare causa, cioè a bloccare, a tentare di bloccare Saccargia per questioni tecniche, quindi si continua. La parte legislativa per adesso è morta, la parte protesta si è un po' arenata perché la protesta è finalizzata a fare le leggi, però quel ramo essendo morto, quindi si è un po' fiaccata, però c'è l'aspetto giudiziario ancora, e quindi su quel versante secondo me c'è da fare ancora. Va bene, ringrazio Omar Onnis e Maurizio Onnis. Vi Grazie a voi. ricordo se potete, quindi acquistate il libro L'estate dei segreti di Omar Onnis e Il candidato di Maurizio Onnis. E noi ci rivediamo per altri podcast. Arrivederci. Arrivederci, Ateros Annoso. Saluto a tutti, a tutti.